All'indomani delle parole di Giorgia Meloni sul Veneto parla il coordinatore regionale Luca De Carlo. Stiamo già lavorando al programma, si sta per aprire una stagione nuova. Nuovo appello alla Lega: abbassare i toni. Ma il carroccio tira dritto, terzo mandato o no, il candidato presidente spetta a noi, dicono i colonnelli. Lapidario Stefani: non si può fare i conti senza l'oste, e l'oste è Zaia. 48enne di Ponte San Nicolò morta nel reparto di cardiochirurgia dopo un intervento al cuore per colpa di un batterio. La procura apre un'inchiesta. Dramma Portogruaro, mostra il fucile appena comprato l'amico 22enne, ma nel maneggiarlo parte un colpo che lo ferisce al petto. Il giovane grave in ospedale. Ladri scatenati a Treviso, razzia in un noto ristorante. I malviventi arrivano a rubare anche le offerte per l'Advar, la rabbia della titolare. Nuovo codice della strada, paura per le sanzioni, crollano i consumi nei bar e nei ristoranti. A Padova i gestori dotano gli esercenti di migliaia di alcol test, usa e getta. È stato maestro di pittura di grandi star del cinema e della musica, più di 40 anni dalla morte. Il ghetto di Venezia ospita la prima retrospettiva in assoluto di Norman Raven. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica inevitabilmente in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, inevitabilmente perché dopo le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dalla Premier Giorgia Meloni, in Veneto si è aperto un varco. Meloni che per la prima volta di fatto ha parlato delle regionali in Veneto, parlando, lo sapete, di opzione per Fratelli d'Italia. Cala sul territorio queste parole il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che se da un lato dice agli alleati di abbassare i toni, dall'altro preannuncia una nuova stagione. La Meloni è stata molto chiara, ha detto che Fratelli d'Italia è un'opzione all'interno di una discussione che avverrà con tutti gli alleati. Non si è parlato di De Carlo e guai se ne parlasse, insomma non sarebbe né corretto né nulla fare nomi oppure mettersi a discutere di questioni. De Carlo è il coordinatore regionale del partito e deve lavorare per tenere unito questo partito, ma anche per tenere unito il centrodestra, e quindi da qui il mio appello ad abbassare i toni e a lavorare tutti assieme per un obiettivo comune. 24 ore dopo quella che per molti è stata una blindatura, con Meloni che per la prima volta ha parlato espressamente di opzione Fratelli d'Italia per il Veneto, tocca al coordinatore regionale Luca De Carlo declinare la strategia sul territorio. Nel farlo aggiunge un tassello che dettaglio non è. Dico apertamente che bisogna cominciare a lavorare sul programma e sui programmi. Ciascun partito, Fratelli d'Italia ha già iniziato, e quindi saremo in grado di presentare un programma attrattivo per i veneti, perché poi non basta scegliere il candidato, bisogna anche vincere le elezioni. Noi abbiamo cominciato a ragionare con tutti i portatori di interesse su quali siano le cose che servono al Veneto. Nessuna anticipazione sui contenuti, dice De Carlo, ma al lavoro già ci sarebbero tecnici ed esperti in attesa di condividere il testo con gli alleati. Passaggio questo tutt'altro che scontato, viste le spinte centrifughe della Lega. Se la Lega va in solitaria, cosa fa Giorgia Meloni un minuto dopo? Io credo che il valore della compattezza del governo e della tenuta del governo sia prioritario su tutto, e credo che ciascuno di noi, anche sui territori, tenga questo in forte considerazione, per cui io non voglio neanche pensarci a una corsa solitaria di qualcuno, nostra, loro, degli altri. Insomma, prima di tutto viene la stabilità di governo, quel governo che poche ore dopo la conferenza stampa di Meloni ha impugnato la legge Campana sul terzo mandato, con il governatore Vincenzo De Luca che ha parlato di una decisione contra personam. Il cortocircuito politico è servito. Anche i leghisti della campagna hanno votato contro la legge elettorale di De Luca, quindi nulla di assolutamente insensato. Io credo invece che, stante lo stato attuale, la ricandidatura dei governatori, tra cui Zaia, non è possibile. Si preannuncia quindi una fase quantomeno inedita. Anche perché si aprirà, se non c'è Luca Zaia, comunque una stagione diversa, c'è una stagione di condivisione, perché non ci sarà una vittoria, presumo, senza Luca Zaia così maggioritaria come l'aveva Luca Zaia più la Lega, quindi ci saranno equilibri molto più difficili anche da gestire, ma sicuramente più affascinanti.
Parla di scenari affascinanti Luca De Carlo, ma la Lega non sembra convinta e anzi tira dritto ed è pronta, prontissima, sembra allo strappo. Terzo mandato no, il candidato presidente spetta a noi, dicono un po' tutti i colonnelli, tranchant, lapidario, lo stesso segretario veneto Stefani, che dice non si può fare i conti senza l'oste e l'oste è Zaia. Terzo mandato o no, i conti si fanno con l'oste e l'oste in questo caso ce l'abbiamo noi, che si chiama Luca Zaia. L'asso nella manica resta sempre lui, che si possa candidare o meno. Per la Lega Veneta Luca Zaia è il mantra. Alberto Stefani, segretario del partito in regione, ne è convinto. Una certezza che ho è quella che Luca Zaia sarà il protagonista delle prossime elezioni regionali e sarà il protagonista del Veneto dei prossimi 20 anni. Tra l'altro la partita sul terzo mandato non è del tutto chiusa. La stessa legge Campane impugnata dal governo dovrà essere discussa davanti alla Corte Costituzionale forse tra aprile e maggio, quindi in tempo utile per nuove mosse anche in terra veneta. In ogni caso Stefani tira dritto. Chiunque al nostro posto avanzerebbe una candidatura alle elezioni regionali. Lo facciamo anche perché riteniamo necessario che il percorso dell'autonomia possa arrivare fino in fondo. Ancora più esplicito, come sempre, più di sempre, Roberto Bulldog Marcato. Se non dovesse essere la presidenza della Lega si va da soli, ma anche qui senza grandi traumi, ma insomma, sento dire ma si va da soli, non te lo lasceranno fare chi? Chi non me lo lascerà fare? Le segreterie romane? Per un leghista immaginare che debba essere Roma, che una volta ricordo era Roma ladrona, che non ci lascia fare quello che vogliamo, sarebbe la morte della Lega. In Veneto decidono i veneti, siamo adulti, siamo consapevoli, abbiamo una storia, non abbiamo bisogno di tutori romani per decidere il nostro futuro. Anche Massimo Bitonci, che a Roma è sottosegretario di peso, tira dritto. Pensiamo che il Veneto debba continuare l'esperienza di Luca Zaia, con Luca Zaia in primis e se non dovesse esserci questa possibilità con un altro candidato sempre della Liga. Tutt'altro che criptico il messaggio agli alleati che sa di quanto di sfida. Vogliamoci bene lo stesso, va bene? Quindi niente da dire con i colleghi anche veneti di Fratelli d'Italia, però ognuno si peserà, ognuno farà la propria campagna elettorale e dopodiché insomma chi vince governerà il Veneto. Intanto, altro tassello, slitta al 20 gennaio la Camera di Consiglio della consulta sull'ammissibilità dei referendum sull'autonomia. Lo rende noto la Corte Costituzionale, considerata la convocazione per martedì 14 gennaio del Parlamento in seduta comune per l'elezione di 4 giudici costituzionali. Si legge in una nota: il Presidente facente funzioni Giovanni Amoroso ha firmato il decreto con cui si posticipa dal 13 al 20 gennaio, termine ultimo previsto per legge, la Camera di Consiglio partecipata in cui verrà giudicata l'ammissibilità dei referendum abrogativi ritenuti conformi alla legge dall'Ufficio Centrale per i Referendum della Cassazione. Quindi non si decide il 13 ma il 20 di gennaio sull'ammissibilità dei referendum sull'autonomia. Spostiamoci più a est, a Udine, perché è in corso una tempesta politico-giudiziaria. A 6 mesi dall'esposto presentato dalle opposizioni, tranne Salmè, il fascicolo aperto dalla Procura di Udine per corruzione elettorale non è più contro ignoti, ma ci sono 2 indagati. Il sindaco Alberto Felice Retoni e l'assessore alla viabilità Ivano Marchiol sono stati iscritti nel registro degli indagati il 10 ottobre, anche se la notizia è trapelata soltanto adesso. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Elisa Cadigaris. L'esposto era stato presentato il 7 giugno del 2024. Secondo le opposizioni, l'accordo tra Retoni e Marchiol, così come è stato fatto, avrebbe violato la legge elettorale, omettendo di dichiarare ufficialmente l'apparentamento. Tanto è vero che sulla scheda elettorale del ballottaggio il simbolo di Spazio Udine non compariva nella coalizione a sostegno di Retoni, che poi vinse e spodestò Pietro Fontanini, riconsegnando la città al centro-sinistra.
Questione di lana caprina? Saranno le indagini a chiarirlo. Nell'esposto si fa rilevare come la mancata dichiarazione dell'apparentamento abbia anche provocato una errata distribuzione dei seggi in consiglio comunale. La norma stabilisce che il candidato sindaco che vince porta con sé il 60% dei seggi, il restante 40% viene distribuito tra le liste di opposizione. Senza la dichiarazione di apparentamento, il 60%, che corrisponde a 24 seggi, è stato assegnato alle sole liste che comparivano sulla scheda elettorale del ballottaggio. I 2 seggi di Spazio Udine sono entrati nel 40% delle opposizioni, ma di fatto ingrossano il numero dei consiglieri della maggioranza, che così può contare su 26 voti. Con l'apparentamento ufficiale, Ivano Marchiori e Chiara Dazzan sarebbero entrati in consiglio in quota maggioranza e l'opposizione avrebbe ottenuto 16 seggi anziché 14. A perdere 2 posti sarebbe stata la lista di De Toni. Insomma, un bel pasticcio che la magistratura ha il compito di dirimere, per ora in fase di indagine, poi si vedrà. Adesso Marchiori prende sulle spalle, occhio! Rimaniamo in Friuli, ma per la cronaca, la morte del piccolo Mattia in Egitto, ci sono delle novità per certi versi clamorose. La notizia arriva forte e scioccante dall'Egitto attraverso un post su Facebook. Il decesso di Mattia Cossettini è stato causato da complicazioni di un tumore cerebrale di cui il bambino soffriva già prima di recarsi in vacanza a Marsa Alam, oltre a un'infezione da polmonite batterica che ha portato un arresto cardiaco. Lo ha reso noto via social la direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso, che premette che il bambino era giunto all'ospedale alle 2:30 del mattino di lunedì 6 gennaio completamente privo di conoscenza, clinicamente morto. La direzione ha aggiunto che il referto dell'ospedale indicava che il bambino era stato sottoposto a TAC, che aveva evidenziato un'emorragia cerebrale causata dal tumore, scrive ancora il post pubblicato ieri sera. Sono stati rimossi i liquidi accumulati nella trachea, è stata creata un'apertura per consentire l'ingresso di ossigeno nei polmoni e sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione cardiaca, purtroppo senza alcun risultato. Si limita ad aggiungere il testo. Alla versione egiziana replica la famiglia Cossettini tramite una nota del legale Maccari. I genitori, si legge, non erano assolutamente a conoscenza di una qualsivoglia patologia che possa aver causato il malore e le successive gravi complicazioni fino alla morte. Mattia non ha mai accusato alcun sintomo che potesse far presagire o solo immaginare che fosse affetto da patologie o da altri problemi di salute. Non si aggiungono altri particolari o commenti e si chiede di rispettare la privacy al momento delicato che sta vivendo la famiglia. I genitori di Mattia, Marco e Alessandra, sono rientrati a Tricesimo ieri sera e attendono ancora che le autorità egiziane dispongano il rientro della salma del loro bambino. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per chiarire le cause che hanno portato al decesso di una 48enne di Ponte San Nicolò, morta nel reparto di cardiochirurgia dopo un intervento al cuore per colpa di un batterio. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Deborah Danieli, 48enne di Ponte San Nicolò, deceduta lo scorso 30 dicembre dopo un calvario durato mesi per colpa di un batterio che con ogni probabilità aveva contratto in ospedale dopo un intervento al cuore. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Marco Brusegan, che ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, dopo l'esposto presentato dai familiari della 48enne che si sono rivolti allo studio 3A. L'inferno per Deborah Danieli era iniziato un anno fa, quando le era stato diagnosticato un tumore al seno. Operata ad aprile allo IOV, dopo l'intervento le era stata accertata anche una malformazione cardiaca che l'aveva costretta a sospendere l'iter oncologico e un trasferimento nel reparto di cardiochirurgia per risolvere l'ulteriore problematica al cuore. 8 mesi fa l'operazione, l'inizio del calvario dopo le dimissioni. La paziente infatti è ritornata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato l'infezione provocata da un batterio, lo Staphylococcus aureus, molto verosimilmente contratto durante l'intervento cardiochirurgico. Un'infezione terribile che l'ha costretta a continui ricoveri in ospedale fino al tragico epilogo durante le festività natalizie. Deborah Danieli, tornata in ospedale, non è più rientrata a casa. I familiari il 30 dicembre sono stati avvisati all'improvviso del decesso, senza avere una spiegazione precisa, e così hanno deciso di fare chiarezza rivolgendosi a dei legali e facendo un esposto. Già nominati 3 consulenti tecnici, un medico legale, un cardiologo e un infettivologo. L'incarico sarà affidato lunedì 13 gennaio, una volta effettuata l'autopsia, il magistrato darà il nulla osta alla sepoltura e i parenti potranno così fissare la data dei funerali. A Porto Gruaro, ora, dove Ilaria Marchiori ci racconta di una tragedia sfiorata.
Un colpo di fucile partito accidentalmente, l'amico rimane ferito. Un incidente che poteva sfociare in tragedia. È successo giovedì sera in una casa di campagna in via Campeio, San Nicolò di Portogruaro. Un 22enne aveva appena acquistato l'arma a uso sportivo e regolarmente detenuta ed è corso dal suo amico di vecchia data per mostrargliela entusiasta. Mentre la maneggiava però è partito il colpo e la pallottola calibro 22 esplosa accidentalmente, come accertato dai carabinieri di Portogruaro giunti sul posto, ha colpito al petto il ragazzo che stava di fronte. L'amico nel panico ha chiamato il 118 mentre nel frattempo è arrivato il papà a soccorrerlo. Il ragazzo era a terra, piegato, ma non ha mai perso i sensi. Quando sono arrivati i militari dell'Arma, infatti, riusciva ancora a parlare, confermando che l'amico era andato a casa sua per mostrargli la carabina e che quanto accaduto era stato effettivamente un incidente. Dal pronto soccorso è stato allertato l'elicottero per il trasporto immediato del giovane ferito all'ospedale di Mestre. Ricoverato, il 22enne non è in pericolo di vita e ha una prognosi di 30 giorni. Per tutta la notte i carabinieri hanno interrogato il responsabile dello sparo. Passano le feste ma non passano i furti, così a Treviso. Il fondo cassa, i soldi di alcune cene natalizie, il contenitore con le mance per il personale e addirittura la cassettina con le offerte per l'Advar per l'assistenza ai malati terminali. Sconcerto e rabbia al ristorante Carbone in via Caldibreda a Treviso quando i titolari hanno scoperto che durante la notte dei ladri sono entrati nel locale dopo aver forzato una finestra che si affaccia proprio sulla strada. Si sono diretti verso la cassa, qua come potete vedere hanno portato via praticamente tutto, perfino il cassetto delle monete dove sotto c'erano anche soldi di fondo cassa per delle cene che mi avevano già pagato, dei buoni che mi avevano già pagato per delle cene, hanno portato via la cassetta dell'Advar, che questa è una roba oscena, e i soldi delle mance delle ragazze, c'erano 2 cartoni di vino, si sono portati via solo questi 2 cartoni di vino. I ladri sono poi saliti al piano superiore dove hanno arraffato un computer, poi sono scappati. Il bottino è di circa 650 euro, oltre ai danni all'infisso. Sul posto la polizia e gli esperti della scientifica che hanno rilevato le impronte lasciate dai ladri. Professionisti di un certo livello non sicuramente, perché con il valore di carne, di bottiglie, di tutto quello che noi abbiamo avrebbero potuto fare molto di più. Questo è un atto di vandalismo e magari per raccattare solo i pochi spiccioli che sono riusciti a trovare, insomma. Pochi, che per noi insomma comunque è l'incasso di una serata e questo fa male. Il ristorante, molto apprezzato a Treviso, il locale iconico del rugby di Marca, l'altro titolare, Mauro Vendramin, giocava nel Benetton e nella Nazionale, si è trasferito dalla Ghirada in via Caldibreda da 8 anni e mai era successo nulla fino a pochi giorni fa, quando la zona del Sant'Artemio ha cominciato ad essere bersagliata dai ladri. Noi andiamo via la sera che è anche tutto buio e abbiamo paura, siamo terrorizzati. 2 giorni fa erano stati comunque nelle abitazioni qua vicino. Questa effettivamente una volta era una zona tranquilla, cioè ci abita anche il prefetto qua, è sempre stato sotto controllo tutto. Adesso non gliene frega niente, saranno vandali, drogati, non so neanche cosa posso dire, comunque è mortificante insomma per noi sapere che noi dobbiamo riaprire, andare avanti con il nostro servizio e siamo in questo stato d'animo così insomma, che ti dispiace proprio, non hai più la voglia di capire, uno fa sacrifici e dopo viene ripagato così. Nuovo codice della strada, cresce la paura per le sanzioni, crollano i consumi e così gli esercenti padovani corrono ai ripari. Questa è prima di bere. Soffiare nell'etilometro per verificare il tasso alcolemico dopo un aperitivo, calice di vino e tramezzino oppure spritz e panino, abbinata tipica delle piazze padovane o di qualsiasi bar o baccaro del Veneto. Abbiamo soffiato e adesso vediamo il risultato. I livelli testati anche da noi si dimostrano entro i limiti di legge, nel nostro caso 0,1. Le regole per non rischiare dopo l'entrata in vigore del codice della strada le spiegano proprio i baristi e i ristoratori padovani, preoccupati per il calo dei consumi registrato dopo l'inasprimento delle sanzioni previste dalle modifiche del regolamento. Siamo fortemente convinti che ci voglia una responsabilità e una consapevolezza nel bere, che il bere sia una forma di socialità,
nei limiti consentiti, ma questi limiti, nonostante il cambiamento e l'entrata in vigore della nuova normativa, non sono cambiati e oggi lo dimostreremo. I limiti consentono di bere il tuo buon bicchiere di vino, l'aperitivo, ovviamente mangiando qualcosa, ovviamente aspettando un po' prima di mettersi al volante. Ape Padova, ad un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ha stimato un calo della vendita di alcolici del 15%. Bere con moderazione e responsabilmente si può, l'invito degli esercenti. Se uno ha paura di avere bevuto un po' troppo, cosa consiglio? Di prendersi un alcol test personale. Questo è il mio alcol test personale, l'ho preso sui social, sul web, oppure in farmacia sono provviste, e quindi magari prima di salire in macchina si fa il proprio alcol test e se è sotto lo 0,5, se è 0,2, 0,1 si può guidare, se è sopra il consiglio è di aspettare un po', di fare una bella camminata e non assolutamente mettersi alla guida. Ape entro fine gennaio doterà i suoi iscritti di migliaia di confezioni di alcol test usa e getta che potranno essere forniti ai clienti dei locali che vogliono essere sicuri di rientrare nei limiti previsti per la legge dello 0,50. Abbiamo messo in pratica diverse iniziative, tra cui a fine gennaio organizzeremo dei corsi su aperitivi analcolici, ma soprattutto è già un anno che noi diamo ai nostri associati la possibilità di avere nel loro locale la wine bag per portarsi a casa la bottiglia di vino che non viene finita. Questo perché? Perché non ci si deve sentire obbligati a finire una bottiglia di buon vino. Tu bevi quello che ti senti, quello che è consentito, e quello che non riesci lo porti a casa. Da Padova a Venezia per una retrospettiva dall'impatto unico. Cosa accomuna il cantautore premio Nobel Bob Dylan a Stella Adler, l'attrice hollywoodiana che nella sua scuola insegnò recitazione anche a Marlon Brando e Robert De Niro? Entrambi sono stati allievi del pittore Norman Rayban, nato in Ucraina all'epoca dell'impero zarista, che dal 1946 si dedicò a insegnare la sua arte in un atelier all'11° piano della Carnegie Hall di New York. A 46 anni dalla morte, il ghetto di Venezia ospita a ingresso libero la sua prima retrospettiva in assoluto. Rayban era tra l'altro figlio di Sholem Aleichem, uno dei padri fondatori della letteratura moderna in Yiddish, la lingua parlata dai primi ebrei che dalla Germania arrivarono a popolare il ghetto di Venezia. È un artista che nasce e si forma con l'eroismo americano, in particolare con l'Ashken School of Painting, che è il primo grande movimento americano che ritrae la working class e la vita di tutti i giorni dei lavoratori. Però poi nel 26 e nel 32 si sposta a Parigi, dove ha invece contatti con la scuola di Parigi, in particolare con Chagall, Soutine, Matisse e altri grandi nomi di Parigi, e da lì quindi la sua grande peculiarità è quella di mettere insieme questi due linguaggi dalle due sponde dell'oceano. In una sala incontriamo una signora che posa di fianco alla riproduzione di un quadro che la ritrae nello studio di Norman Rayban. Si chiama Rose Jacobs ed è venuta apposta da New York. Da ex allieva è un sentimento di forte nostalgia, quello che prova oggi a rivedere dopo tanti anni quadri che aveva visto accatastati sotto una coltre di polvere. Ma Norman era molto modesto, dice, non ha mai spinto per affermarsi nel mondo dell'arte, piuttosto insegnava e con passione. Ed eccolo un quadro rintracciato rocambolescamente a Roma, donatogli dal suo allievo Bob Dylan, per il quale Rayban divenne un'ispirazione intellettuale oltre la pittura. Più prosaicamente, Dylan appare anche in una lista in cui Rayban aveva annotato gli studenti insolventi. Ci aspettiamo innanzitutto di rivalutare questa grandissima figura di artista e anche di insegnante, per l'appunto, perché ha insegnato a delle personalità che hanno cambiato il corso della letteratura e anche del cinema e del teatro americano del Novecento, ma anche quello di riportare la cultura Yiddish in un contesto come quello veneziano, dove la cultura Yiddish era molto fervente fino almeno all'Ottocento, ma è andata poi gradualmente scemando. E dal Veneto è tutto, vi ricordo che subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.